Presentato ieri presso il foyer del Teatro Pirandello 20 Mediterranei, che vede le città gemellate di Agrigento e Torino per il festival di Slow Food organizzato nell'ambito del progetto Youth and Food, il cibo veicolo di inclusione per i minori stranieri non accompagnati. Non solo migrazione, appunto il tema parla proprio di Mediterraneo. La migrazione è soltanto uno degli aspetti che coinvolge tutte le comunità che sul Mediterraneo si affacciano quindi il festival vuole diventare un momento di connessione tra varie comunità intorno al cibo, intorno alla cultura, intorno a temi importanti per tutti noi che dobbiamo attraversare e quindi in qualche modo affrontare le sfide di domani. Vediamo qui dei pani esposti, come mai? Questa è una delle mostre che stiamo presentando in collaborazione con Slow Grains, che è l'organizzazione di Slow Food che si occupa dei grani antichi in tutta Italia e promuove anche i pani tradizionali. Qui abbiamo alcuni esempi di pani tradizionali che sono arrivati da varie parti d'Italia, alcuni arriveranno stasera e altri domani mattina e quindi saranno circa una ventina di pani e ci piaceva condividere anche questo aspetto, visto che il pane sarà il tema conduttore del festival di quest'anno. Assessore, il Comune di Agrigento partnership di questa iniziativa 20 Mediterranei? Assolutamente sì. Tutto questo si coniuga in quella che è l'iniziativa generale dell'assessorato alle politiche sociali rispetto all'integrazione, rispetto a tutto quello che il territorio offre grazie a che cosa? Grazie alla rete che si sta realizzando e che si sta costruendo e l'evento di oggi, questo festival, questi 3 giorni che innanzitutto ha dei temi importantissimi come quelli dell'immigrazione, dell'integrazione, della disabilità nel mondo dell'immigrazione a cui noi dobbiamo essere attenti e dobbiamo cavarci veramente nel capire e comprendere meglio chi vive delle realtà difficili e complicate. Oggi la presentazione, ma questi 3 giorni che arricchisce la città non solo di cultura ma anche di integrazione, ma come dicevo è continuare un ragionamento di integrazione, di unione, di rete. Il territorio ha grandissime opportunità, le istituzioni devono essere il trade union tra tutti e quindi associazionismo, terzo settore, enti pubblici insieme per cercare dei percorsi positivi. Tutto questo credo che possa essere possibile. Noi ci siamo, l'assessorato alle politiche sociali presente, ma continueremo senza ombra di dubbio in altre iniziative che metteranno al centro la città rispetto ai temi importanti da discutere. Voi partner di questa iniziativa che sposa Agrigento con Torino, qual è la vostra attività che svolgerete in questo senso? Noi siamo una cooperativa che fa formazione nella ristorazione, quindi seguiamo questi ragazzi, 30 ragazzi minori stranieri non accompagnati, in partenariato con Agrigento e con Slow Food Capofila, e li formiamo in pizzeria, cucina, sala bar, pasticceria e poi li accompagniamo al lavoro, quindi gli procuriamo dei tirocini e poi proprio delle assunzioni e abbiamo attualmente degli ottimi risultati di assunzione di questi ragazzi. Come mai questo gemellaggio fra Agrigento e Torino? Diciamo che Slow Food ha fatto da tramite fra Agrigento e Torino e noi siamo ben contenti di poter fare questo scambio con la città di Agrigento e abbiamo trovato molte similitudini, quindi in realtà spesso le difficoltà da superare e i problemi sono gli stessi, però anche abbiamo scoperto dei partner bravi e ci troviamo molto, la rete funziona, infatti risolviamo le difficoltà e riusciamo ad accompagnare questi ragazzi. Il prossimo appuntamento sarà a Torino ovviamente. Proprio così, a fine ottobre avremo anche da noi il Festival del Mediterraneo, quindi siete invitati a venirci a trovare a Torino. Siamo molto contenti di essere ad Agrigento in questi giorni fino a lunedì per questa edizione pilota del Festival 20 Mediterranei. Come partner del progetto siamo quelli che mettiamo a disposizione l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dei neomaggiorenni e li accompagniamo durante questo percorso di inclusione attraverso il cibo, attraverso le attività per cui sono formati e che cercano di abbracciare ogni giorno sia a livello di formazione e tirocinio ma anche inclusione lavorativa. Abbiamo anche degli educatori di riferimento che accompagnano i ragazzi ogni giorno e che seguono passo per passo il loro progetto individuale nel raggiungimento dell'autonomia sul territorio che li ha accolti sia qua ad Agrigento sia nel nord del torinese.
Fantino Lopresti, oggi come direttore del CPIA, che fa parte di questa iniziativa Venti del Mediterraneo. Voi in che veste partecipate? Noi abbiamo già avuto un rapporto con Slow Food, uno stretto rapporto. Noi abbiamo assieme realizzato un'iniziativa che è quella dell'orto sociale presso la nostra sede a Villa Seta, quindi i ragazzi sono impegnati a piantare delle piantine che producono dei frutti e che poi vengono utilizzati alla fine dell'anno scolastico, ma anche per le persone del posto, e quindi qualora volessero non possono utilizzare. Questo orto è un orto però che mette assieme sia i prodotti nostri che i prodotti di ragazzi extracomunitari, perché il CPIA nella stragrande maggioranza ha ragazzi extracomunitari. Vi è una partecipazione e quindi all'interno del percorso didattico ma anche extradidattico, e quindi ecco perché noi stasera siamo qui, siamo contenti di essere qui, perché quello che riguarda il mangiare, il cibo, il giusto è importante. Talvolta noi non ci rendiamo conto, ma ormai tanti prodotti vengono non utilizzati, e con tanti prodotti che non sono utilizzati tanta gente invece vivrebbe in buone condizioni. Allora, raccontaci la tua esperienza e come mai sei qua ad Agrigento, tu vieni da Torino? Allora, sono arrivato in Italia quasi da 2 anni, ho fatto tirocinio con Loris e mi hanno aiutato perché quello progetto di solo per in cucina, queste cose, però mi piaceva più Salabar. Poi mi hanno seguito, mi hanno fatto tutto. Adesso sto facendo 2 posti di lavoro, anche appena comprato una casa. Quindi io sono molto contento e anche quello Slow Food che mi aiuta tanto. Grazie al progetto di People and the Foods. Ho iniziato questo progetto 1 anno fa, grazie all'accoglienza e l'aiuto che la Comune di Agrigento ci hanno dato. Per dire la verità, sono molto contento perché ho scappato il mio paese e mi sono trovato qua senza la mia propria famiglia, ma mi sento a casa mia. Adesso sto lavorando, sono integrato e spero che il mio futuro sarà più meglio che quello che avevo. Nel progetto è inserito anche Roberto Vanadia con queste 2 mostre che raccontano la cultura del pane. Quindi parlare di pane potrebbe sembrare banale, ordinario, quasi desueto, ma parlare del pane in questi termini significa recuperare radici, perché dietro il pane, che oggi forse abbiamo banalizzato, perché con la cultura del mordi e fuggi è molto difficile pensare ai valori che si stanno dietro proprio un pezzo di pane. È un recupero, è un fatto identitario e viene tradotto per quello che è la mia specificità, l'arte etnoplastica, in queste scene, in queste realizzazioni. Trattano della trebbiatura, quindi il momento del raccolto, per arrivare poi alla panificazione vera e propria rappresentata nella scena. Ma è tutto un anno contadino che si svolge, un anno contadino che ovviamente che matura in un rapporto veramente straordinario, intimo tra natura e cultura, quindi l'uomo che si fonde nella natura. Questa è una cosa straordinaria. In queste scene questi concetti vengono tradotti plasticamente, ecco, quindi è questo.